Allora, rieccoci insieme, stiamo parlando appunto di modalità che sono state attuate di pubblica amministrazione, poi dopo sono dovuti ritornare tutti in presenza, tra l'altro, quindi questa è l'altra cosa. Un po' misto, diciamo, ancora un po' misto. Comunque adesso si rivedrà con il rinnovo appunto dei contratti che cosa sarà previsto, come diceva lei, fuori onda ad personam, no? Quindi un rinnovo che prevede, a seconda delle singole figure, dei ruoli che vengono rivestiti, la possibilità o meno di eventualmente svolgere anche durante la settimana degli orari a casa, oppure cioè cercare di venire incontro a delle esigenze, il che sarebbe anche se chiariamoci, il nuovo contratto disciplinerà anche il nuovo modello di smart working, perché non c'era un modello, ce lo siamo inventati così, un po' alla casalinga. Oggi verrà regolamentato attraverso un contratto individuale per chi sarà interessato. Chiariamoci subito su un aspetto: non tutti i lavori sono smartabili, bruttissimo termine, no, perché ci sono delle attività... E non tutti vogliono essere smartati. Bravissima, ci sono delle attività che sono tranquillamente, si possono fare da remoto senza per questo ridurre la quantità e la produttività del lavoro nella pubblica amministrazione. Penso a uno che protocolla la posta in ingresso, in uscita o cataloga tutte le pecche che poi le distribuisce ai vari reparti del proprio ufficio, che lo faccia da casa o che lo faccia dalla stanza dell'ufficio, non vedo cosa cambi, ma ci sono attività di sportellistica che evidentemente da casa non possono essere garantite evidentemente. Poi ci sono attività che, ne so, penso al Ministero della Giustizia, dove non è che l'udienza si può fare da remoto, no? Non è che il cancelliere possa fare l'attività da remoto. Insomma, si tratta di disciplinare quali sono le attività che possono essere tranquillamente smartabili, come renderli efficienti e efficaci attraverso un contratto di tipo individuale. Poi, diciamolo così, ci capiamo anche qui, il lavoro di smart work è generalmente, nasce non come telelavoro, quello che abbiamo fatto è stata una forma di telelavoro, neanche delle migliori. Ma lo smart working è un lavoro a progetto, cioè l'amministrazione dà un progetto da eseguire con un intervallo temporale di tempo e tu a quella data devi consegnare il progetto che deve essere valutato. Quello è lo smart working, così come dovrebbe essere per norma, quindi vedremo insomma come verrà regolamentato con il contratto di profilo individuale. Il vero smart working tu puoi svolgerlo anche da un'imbarcazione in mezzo all'oceano dove c'è connessione, basta che alla fine fai quel progetto, fai quel lavoro. E tu lo faccia bene, perché poi c'è la valutazione, non è che i pubblici dipendenti non sono soggetti al sistema della valutazione, quindi deve essere poi valutato se è stato fatto esattamente con gli stessi crismi, se fosse stato fatto in presenza oppure da remoto. Certo. Sostenendo che comunque anche molte lavoratrici hanno poi ribadito che non tutti sono disposti a stare a casa, non tutti hanno piacere di farlo, alcune sì, altre no, perché poi comporta a volte un doppio lavoro domestico e c'è insomma una frammentazione delle cose che può essere anche pesante, e mancanza poi di confronto per i colleghi, perché tanti hanno vissuto un isolamento forzato che ti impoverisce anche dal punto di vista umano e non ti consente poi la crescita nell'ambito della struttura aziendale, per cui è tutto da considerare, da valutare con le dovute tempistiche ed evoluzioni naturalmente, perché non si può restare fermi. Assolutamente sì. Allora qui il problema non è dire a favore o a disfavore dello smart working, si tratta di, come sempre, di utilizzare la dose del buonsenso che a volte in questo paese, anche per chi scrive le norme, sembra mancante, e dall'altro lato capire proprio esattamente quello che diceva lei, e cioè che alcuni lavori si possono rendere da remoto, ma che c'è anche un'urgenza che è quella di non perdere la dimensione del confronto e della socialità e di non aggravare rispetto a quel discorso che facevamo poc'anzi, perché vede, un maschietto o una donna che fanno il lavoro da remoto non svolgono poi all'interno, ahimè, questo ce lo raccontano i dati statistici, gli stessi lavori di cura dentro al mondo della famiglia, e quindi una donna che lavora da remoto probabilmente si trova poi anche in un contesto di ulteriore peso che comunque avrebbe, ma sicuramente all'interno dell'habitat ha un peso maggiore da sostenere, che è la dimensione della cura dei figli, se magari sono in DAD, come lo sono stato per un lungo periodo, o se magari poi all'interno del nucleo familiare ci sono anche degli anziani con delle disabilità o con delle problematiche. Quindi la cosa va vista nella sua complessità, senza avere atteggiamenti manichei, giusto o sbagliato, bello o brutto, negativo o positivo. Va tarata sulle esigenze del servizio che devi dare, mantenendo anche il fatto che ci sono dei lavoratori che hanno gradito di svolgere questa attività e hanno garantito la loro produttività allo stesso modo
che se fossero in presenza. Ultima cosa, vediamo cosa riusciamo a dire nel frattempo. C'è il discorso adesso del Green Pass rafforzato, no? Che entra in vigore, a parte per chi è entrato già in regione, unica regione entrata ancora in giallo, che quindi lo attua immediatamente. Per quei lavoratori della pubblica amministrazione, del privato, che avevano quella posizione tale per cui bastava, continua ad essere sufficiente il tampone, no? A questo punto. Sì, se io ho letto bene il tampone è ridotto sotto il profilo temporale, no? Cioè l'antigenico era 48 ore, il molecolare 72, c'è stata una riduzione temporale della validità del tampone. Questo evidentemente per spingere nella direzione di un aumento delle vaccinazioni. Poi guardi sul punto le organizzazioni sindacali, la stessa UIL. Ma la pubblica amministrazione anche gli insegnanti? Sì. Quindi la stessa cosa? Allora, lì per la verità si sta valutando un obbligo vaccinale per alcune tipologie di servitori, io li chiamo dello Stato, e quindi di funzionari della pubblica amministrazione. Si sta valutando l'obbligo vaccinale, mettiamolo così, è una valutazione che è in corso, forze dell'ordine, forze di polizia, insegnanti, cioè tutti coloro che garantiscono una funzione, servizio pubblico, sanitari, tutti quelli che garantiscono attività riconosciute anche sul piano della Costituzione e sono attività essenziali: istruzione, sanità, sicurezza, quindi insomma questi sono aspetti sui quali penso un'attenzione maggiore vada posta. Quindi questo per quel che riguarda il mondo del lavoro. Nulla cambia, si sono accorciate le tempistiche, però si sta valutando questa opportunità, perché ancora non era definito per quel che riguarda invece la scuola. Posizione però sindacale in generale in confronto di questo? Guardi, noi fin dall'inizio abbiamo sostenuto che l'obbligo vaccinale non era una bestemmia. Lo abbiamo fatto perché intanto esistono già numerosi obblighi vaccinali per chi ha bambini piccoli, e uscendo fuori dalla polarizzazione del contrasto che ormai siamo abituati, sì, no, a favore del Green Pass, contro il Green Pass, lesione della libertà, c'è una grande questione, enorme, grande come una casa, che è la questione che questo Paese non può permettersi di fermarsi un altro 6, 8 mesi, 9 mesi e di mettere in difficoltà l'intera economia. Non ce lo possiamo permettere, questo è evidente, lo capisce chiunque. Quindi c'è un'urgenza di ricorrere a una vaccinazione sempre più allargata possibile, e se c'è un problema di timore da parte di quelli che non sono vaccinati, io li capisco, perché anch'io che mi sono vaccinato non l'ho fatto come prendere un aperitivo con un amico al bar, tuttavia ho fatto una scelta di tutela della mia e delle persone che mi vivono a fianco. Quindi da un lato bisognerebbe ampliare l'informazione che garantisca che vaccinarsi è una scelta giusta, e i profili di rischio non dico che sono gli stessi, ma quasi, di molte medicine che assumiamo senza sapere gli effetti spesso drammatici e collaterali a lunga scadenza che questo comporta. E dall'altro lato stringere in maniera significativa le maglie intorno a chi ha un atteggiamento, come dire, esageratamente rigido contro il Novax, quindi non mi vaccino perché ritengo che questa non sia la soluzione. Io invece penso che la soluzione sia vaccinarsi. Devo dire che insomma tra un 10% anche minore di popolazione forse rimasta non vaccinata, ce n'è una fetta enorme che ha fatto la sua parte, che non protesta e l'ha fatto per se stessa, l'ha fatta per il sistema paese, quindi io, come dire, sono contento che molti di questi abbiano avuto questo atteggiamento di responsabilità. Assolutamente. Poi noi, essendo un paese, il nostro come anche tanti altri, che vive anche molto di turismo, il bloccare nuovamente gli spostamenti, i flussi turistici, la mobilità anche nelle città e tutto, provoca delle conseguenze, delle ripercussioni gravissime, perché è un'economia che si è ripresa, che non è che puoi dare altri sussidi, anche supporti. Qui un piccolo dato: avevamo il 122% di debito pubblico, il lungo periodo pandemico ha portato il debito pubblico al 160%. Qualcuno poi, prima o poi, questo debito lo deve pagare. Meglio se lo paghiamo con una crescita robusta, continuativa, ma qualcuno lo dovrà pagare. Non possiamo immaginare di scaricarlo sempre nelle nuove generazioni, cui si scarica già la questione pensionistica, la mancanza di lavoro, la precarietà del lavoro. Io non vorrei scaricare anche il debito pubblico sulle spalle dei nostri figli e dei giovani, che non hanno colpa se si trovano in questo paese, anzi sono la nostra energia, sono la nostra risorsa migliore. Quindi io credo che un atto di responsabilità, vaccinarsi, debba prendere in considerazione anche questo aspetto. Allora, siamo arrivati al termine di questo nostro capitolo, abbiamo affrontato un sacco di tematiche e quindi anche le questioni emergenziali, che sono altrettanto importanti.
Le auguriamo buon lavoro, perché naturalmente in questo periodo tanto per cambiare ce ne sarà da fare, quindi sempre magari molto. ci aggiorneremo sulle novità, vedremo che cosa andrà a succedere quando saranno confermate anche questo discorso, queste aliquote fiscali che poi interessano anche molte persone, per cui lasciano un po' con le aspettative, staremo a vedere. E naturalmente a voi telespettatori grazie di averci seguito, ringraziamo il nostro coordinatore provinciale per quel che riguarda la UIL, e a voi l'appuntamento a domani. Ricordatevi che la puntata poi la potete rivedere in replica sul nostro sito.